questa battle scopriremo chi tra questi due concorrenti è più pazz. Spazio ai Dread sul palco di The Voice. Il primo ha una grandissima passione per la Giamaica, Piero Dread. Contro di lui un napoletano altrettanto innamorato della musica reggae, collabora con i 99 Posse, Valerio Iovine. La battle comincia adesso. Io sono pazzo e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io sono pazzo, io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Che non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché io sono pazzo. Io sono pazzo, no. E oggi voglio parlare. Io sono pazzo, e se sta nostra nervatura metta tutto in faccia nuda. Io sono pazza, e chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? E non sono renomato, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazza, oh no, io sono pazza e oggi voglio parlare. Scassata, Tu c'hai scassata, non ci scassato cazzo. Grandi! Bravi ragazzi! Complimenti Axe, perché qua sul palco di The Voice abbiamo portato un pezzo di 99 Posse di Napoli, un pezzo di Francisca di Milano. Davvero una bellissima esibizione. Sarà dura scegliere fra qualche secondo gli altri coach come hanno vissuto questa esibizione. Parto da te, Piero. Wow, sono stati veramente due macchine da canto e da danza anche, bravissimi. Sembrava che aveste i piedi con le calamite, capito? Ping, ping, si staccavano con le molle. Veramente una bellissima esibizione. Noemi, un'idea ce l'hai? Mi è piaciuto tanto, sai cosa? Che non avete mai mollato l'esibizione quando non cantavate. Facevate delle facce, delle cose. Bravi! Bravi! Bello! J-Ax, è per te è arrivato il momento di decidere chi è il vincitore di questa battle e fare a meno di uno dei due. Allora, prima di tutto, ragazzi, avete fatto esattamente quello che abbiamo provato, di cui abbiamo discusso. Non solo ci avete messo il reggae, ma a un certo punto è arrivata anche un'atmosfera gangster quando è arrivato lo swing. Cioè, mi aspettavo da un momento all'altro De Niro che uscisse e venisse a gambizzarmi proprio. Cioè. Piero, voglio proprio farti i complimenti perché tu sei un milanese e ti abbiamo fatto cantare in napoletano. C'era il rischio di vedere Eddie Murphy doppiato da Jerry Calà, cioè era questa. Ti ringrazio. Il rischio era quello, sei stato bravissimo. Scelgo quello che dei due in un momento della canzone è uscito un po' dalle mie istruzioni, ma non ha fatto delle cose che mi sono dispiaciute. Quindi ho apprezzato questo dire. Adesso ti faccio vedere anch'io. Valerio. Valerio Iovine è
il vincitore della battle. È stata una grande battle. Complimenti Valerio. Complimenti, Grazie. di sicuro ai knockout.